Sindaco Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle, ecco, buone notizie per il porto empedoclino. Fattivamente arrivano i primi risultati, avete firmato una convenzione per concedere i terminal. Sì, diciamo che più che firmarla noi l'ha firmata l'autorità portuale di sistema. Evidentemente tutto questo vede il nostro coinvolgimento sin dall'inizio, perché sin da quando si è insediata l'autorità portuale di sistema abbiamo avuto una prima riunione a Palermo, io ho perorato la causa di Porto Empedocle come approdo croceristico privilegiato. C'era anche una grande discussione per esempio con il porto di Termini Imerese che avrebbe voluto la stessa attenzione, e a seguito abbiamo avuto un grande rapporto proprio con il presidente Monti, il quale mi ha pubblicamente ringraziato e l'ha riconosciuto del nostro continuo costante rapporto e del fatto che stiamo cercando di avviare una politica portuale nuova per questa zona, per questa parte di Sicilia, perché in realtà Porto Empedocle è il porto principale della Sicilia sud-occidentale e quindi può essere di volano di sviluppo non soltanto dell'intera provincia di Agrigento, ma di tutta la parte occidentale della Sicilia, poiché finalmente perché è un momento di svolta, è una cosa importante. Noi già le crociere avevamo cominciato ad averle da quando appunto si è insediata l'autorità portuale con questo costante rapporto, ma adesso abbiamo attratto qui fra i più grandi gruppi e imprese che fanno crociere, la MSC e la Costa Carnival. Pensate che la MSC nel 2019 ha avuto un fatturato di 2 miliardi e 500 milioni di euro. Si parla di un investimento in questi giorni di 645 milioni di euro per i nostri porti dell'autorità portuale di sistema. Già i lavori sono in atto e pensare che in così poco tempo quello che era il letargo lasciato dalle altre amministrazioni, che sempre parlavano di porto, di turismo, di rilancio, attenzione al porto, però nei fatti non hanno prodotto niente, noi così in poco tempo, con una collaborazione costante con il dottore Monti, che ce la riconosce, più volte ci ha lodato da questo punto di vista, stiamo portando avanti una politica portuale nuova e di vero effettivo rilancio. Già sono in atto le demolizioni dei vecchi ruderi presenti nella banchina est, diciamo, del porto. C'è in prospettiva la creazione di una banchina di attracco per le crociere, quindi oltre ai terminal si investirà in questo. Il dragaggio del porto e la realizzazione di questa banchina a ridosso un po' della Torre di Carlo V. Ciò consentirà che i turisti che dovessero venire saranno immediatamente, cioè potranno accedere immediatamente al centro della città.